Ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Info FVG, andiamo a seguire notizie e aggiornamenti dal Friuli Venezia Giulia. Partiamo subito da quello che è stato chiamato il Recruiting Info Day, una giornata informativa sulle opportunità offerte dalla GIT Grado per la prossima stagione estiva. Grado Impianti Turistici accompagnerà tutti gli interessati martedì 20 febbraio 2024 a Grado per saperne di più. Ma andiamo subito a scoprire anche i dettagli insieme all'assessore regionale Alessia Rosoleni, il presidente della GIT Grado Roberto Marin e Gianni Fretta, responsabile del Recruiting Day in questo servizio. I centri per l'impiego e il servizio imprese della regione Friuli Venezia Giulia per il secondo anno collaborano con la GIT nel reclutamento del personale stagionale. Quest'anno sono 50 posti. Il Recruiting Info Day, perché l'abbiamo chiamato così, si svolgerà il 20 di febbraio e da oggi le persone possono iscriversi e candidarsi. È un recruiting un po' particolare perché la GIT da ente pubblico, diciamo, attiverà delle selezioni, quindi quel giorno lì le persone possono aderire a dei bandi che verranno in quel giorno lì pubblicati e potranno aderire e presentare la domanda. Dal sito della regione si accede al link degli eventi, troverete il Recruiting Info Day di Grado. Da lì si possono sicuramente mandare le proprie candidature rispetto ai diversi profili che la GIT sta cercando, dai camerieri agli aiuti a cuoco, ai barman, ai bagnini di spiaggia, ai bagnini in mare, diverse posizioni, estetiste anche, quindi una serie di posizioni per una cinquantina di posti di lavoro. Inizieremo un percorso già a febbraio con la GIT Academy che prevederà con una serie di docenti nazionali e internazionali tutte le regole dell'hospitality, ma soprattutto anche la conoscenza del territorio, che sono fondamentali per poter dare le giuste risposte ai nostri graditissimi ospiti. Quindi un percorso per il nostro personale che andrà oltre al semplice lavoro quotidiano, ma che gli darà una prospettiva di lavoro per il mantenimento delle loro famiglie, ma soprattutto per una soddisfazione professionale che ci auguriamo possa combaciare con i nostri obiettivi. E dal mare ci spostiamo subito alla montagna perché si sta tenendo proprio in questi giorni e fino al prossimo 26 gennaio la Coppa Europea di Sci Alpino Maschile anche in Friuli Venezia Giulia. La pista di Prampero a Tarvisio ritorna protagonista a Camporosso. Ancora nella giornata di ieri è stata l'Austria a essere protagonista anche sugli scudi del Super G. 4 austriaci ai primi 4 posti con Vincent Wieser sul gradino più alto del podio. Oggi invece si inizia a pensare già alla discesa con le prime prove cronometrate in vista delle 2 gare previste per giovedì 25 e venerdì 26 gennaio, mentre oggi e domani saranno 2 gare di prove discese, come detto, discesa libera. Ma andiamo a scoprire di più subito su questo appuntamento, anche sugli eventi collaterali, insieme a Damiano Matiz, presidente dell'Unione Sportiva Camporosso, insieme a Maurizio Lattisi, presidente della Vicinia di Camporosso. Oltre alle gare avremo anche eventi collaterali, in particolare l'evento che ormai promuoviamo da 5 anni, il nostro marchio Food for Skiers, alimenti per i nostri campioni, un evento che si svolgerà il giorno 25 a seguito della premiazione alle 17:30 sul campo gara. Vi aspettiamo numerosi sulla pista di Prampero, avrete la possibilità di essere vicino ai futuri campioni e a vedere delle gare magnifiche lungo questa pista meravigliosa. Aspettiamo i capitani, aspettiamo tutto quello che sono gli eventi paralleli, abbiamo le nostre mostre dell'antiquarium aperte. Tantissimi anche i giovani protagonisti di questo appuntamento, 100 atleti in rappresentanza di una vetrina di una ventina di nazioni per un totale di 200 persone accreditate in questi giorni in Friuli Venezia Giulia, nella bellissima montagna anche di Tarvisio, sulla pista di Prampero, ma ne parleremo anche nei prossimi giorni seguendo proprio gli appuntamenti. Chiudiamo ancora con un'ultima notizia, parliamo del nuovo test Hit Alert in Friuli Venezia Giulia che si terrà il prossimo 25 gennaio alle ore 12 e interesserà una porzione ridotta della nostra regione Friuli Venezia Giulia ed esattamente i territori comunali di Visco, Aiello del Friuli, Palmanova e San Vito al Torre. Tra gli scenari di rischio simulati in Italia in questo passaggio c'è quello dell'incidente rilevante in stabilimenti industriali soggetti alla direttiva Seveso in Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Toscana. Per lo scenario di incidente rilevante in uno stabilimento industriale soggetto
A questa direttiva il testo della notifica che la popolazione coinvolta riceverà sarà il seguente: test, questo è un messaggio di test Hit Alert, stiamo simulando un incidente industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per un incidente industriale c'è il sito hitalert.gov.it. Per scoprire di più potete andare direttamente sul sito. Tra anche le notizie vere e false, falso è che Hit Alert traccia i telefonini, bisogna registra appunto questo sistema dove si è, cosa si sta facendo, è un pericolo per la privacy, non è vero. Vero invece che il servizio è unidirezionale, Hit Alert invia un messaggio di allarme ma non raccoglie dati né informazioni di alcun tipo sui destinatari. Per scoprirne di più potete andare anche direttamente sulle pagine social e sul sito della Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. E per il nostro Info FVG per oggi è tutto, continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie.